Amici bellini, Spalletti, Paolo Del Genio, Guido Gentile e Ancelotti hanno una cosa in comune: avevano capito tutto prima degli altri, come si vince a Napoli, ed è veramente l'unico modo. Quindi godetevi un attimo questa mini reaction solo del primo tempo, dove succedono le cose più, però è successa una cosa nel secondo tempo più clamorosa che da telefonino, però poi si vede meglio, quindi ci vediamo dopo la reaction un attimo. Vi devo parlare di una cosa di arbitri. Dai amici bellini, almeno mezza reaction ce la sentiamo. La scelta di Juan Jesus a posteriori, poi ovviamente ne parleremo, ma è un po' strano. Due cose, io le dico poi dopo. Ostigard si è allenato malissimo perché era il migliore con l'Inter, e Juan Jesus si è allenato benissimo. Oppure qualche amico bellino diceva probabilmente per guidare Nathan, perché guida di più la difesa, così. Aggiungo io, magari in impostazione Juan Jesus garantisce di più, vuol dire che dobbiamo tenere la palla per 98 minuti. 98, andiamo. Oh look, maronna mia, quasi autogol. Bravo Politano, attenzione Zielu, pigliate sta. Bravo anche sa. Il tunnel di Kvara. Bravo Lobo. Vai anche sa. C'è Nathan, c'è. Bravo Lobo. Girati Nathan, maronna mia, la tenevi? No. Di Lorenzo, maronna mia. Ma io ho un inizio molto simile a quello con l'Inter, perché tutto dalla destra, stiamo giocando bene. Attenzione. Politano ce l'hai? Buono. Ha toccato pure il palo. Ha toccato il palo. Attenzione, Cambiaso. Nathan, ovviamente Cambiaso mancino, rientra, attenzione. Buono. Bravo Lobotka, ancora un intercetto, bravo. Nathan, non bene qua. Bravo Anghissà. Buono il pressing di Kvara. Anghissà, non ti fa anticipare. Tutti storti. Bravo Nathan. Maronna mia, come si fa? Maronna mia, Meret. Kostic se n'era andato nel burro, poi shifta tutto. Bravo Meret con il coraggio. Questa è la seconda che fa con il coraggio, diciamolo. Chiesa se li è fumati tutti. Se li è fumati tutti. Bravo Lobotka. Chiesa se li è fumati tutti. Vedi, anche quando Nathan è libero non gliela passano. Non c'è la costruzione immaginata con Nathan là. Dai, facci vedere. Non tornare indietro. È tornato indietro. Bravo, sì. Bravo Kvara. Terzo fallo di Cambiaso, su Kvara. Ti tira magliette. Kvara, sei bellissima. Don Raffaele, anche in trasferta ci facciamo sentire con questo tifo indiavolato. Bravo. Che hanno fatto Politano e Zielinski là? Che hanno fatto? Bravo, sì! Mamma mia, Kvara! Mamma mia, che t'hai mangiato! Non lo posso accettare. Solo tu il portiere, se fai tic, non lo posso accettare. Cioè, Osimhen aveva controllato quel pallone in volo, gli ha dato un pallone perfetto, con la visione, stai solo tu. No, la cosa assurda è che non ricapiterà più di trovarli tutti quanti sbilanciati uno contro uno, non capiterà mai più. Sono ancora scioccato. Madonna, attenzione, allarga le braccia. Juan, allarga le braccia. Di Lorenzo, no, vabbè, no, a porta, no. Se lo stavano facendo da solo il gol. Stiamo 0-2, cioè, più clamoroso di quello fatto con l'Inter, ancora di più. Diciamo 2-1, va. L'occasione di Vlahovic bloccata da Nathan, questa è simile, diciamo. No, il gol di Kvara, ragazzi, dai. Perché? Andiamo a pelo, ma che si fa? Bravo Osi. Vi ricordate, dicevo, buongiorno del Torino, 3 falli in 40 minuti. Cambiaso, 4 falli in 40 minuti. Nathan, non chiudere gli occhi e la butti avanti così. Tira sta palla, Nathan. Bravo Kvara. Bravo Lobo. Mazza gatti. No, Kvara, no, ragazzo. Non ti innervosire, questa è immaturità. Immaturità di Kvara.
Tu devi sfruttare il momento, gliela batti addosso alla schiena e te ne vai. No. Ti provocheranno sempre, non ti preoccupare. Bravo Anghissà. Comunque sì, è incredibile, eh? Lui ti provoca, ti mette le mani addosso e ammoniscono te perché gli batti una rimessa addosso. Bene le seconde palle con Lobotka. Va bene, devo andare a lavorare, quindi il resto lo sappiamo. Kvara, Mamro Carmen, lasciate i like. Allora, do il benvenuto a Pasquale Marchese e a tutti i nuovi iscritti, vi ringrazio tantissimo, voi che lasciate i like. Il like permette al video di arrivare a nuovi potenziali iscritti, I'm a subscriber, com'era? Ci sono dei contenuti allineati, già incastrati nella cosa, perché domani ci dovrebbe essere conferenza stampa, visto che spappolano il campionato nelle varie giornate. Oggi c'è la Roma con la Fiorentina, poi domani pure, quindi praticamente domani potrebbe uscire il recap potrebbe uscire martedì, insomma martedì pazzesco. State iscritti, campanella e tutto, perché sapete tutto. Allora, perché io il 4 dicembre vi dicevo così? Attenzione agli arbitri, attenzione agli arbitraggi, perché se ci vogliono affondare definitivamente, che abbiamo esagerato vincendo lo scudetto l'anno scorso, possono farlo, perché l'annata ricorda moltissimo quell'annata lì. E poi ve lo dicevo perché le similitudini col campionato, quello là Ancelotti-Gattuso, stavano cominciando a diventare realtà, e di solito quando poi ci sono queste difficoltà vengono fuori altri tipi di problematiche, che però noi, se ci concentriamo troppo su queste cose qui, rischiamo di dare un ulteriore è una reazione a catena. Succede che non andiamo benissimo in campo per tutti i motivi che abbiamo già stabilito, dopodiché quando avvengono anche queste altre cose ci sentiamo un po' i giocatori, un po' noi tifosi, vittime di questo sistema che è ingiusto e che ci dimostra di volta in volta cose inspiegabili, e quindi si crea questa reazione. No, non riusciamo a reagire, poi succedono le cose, non possiamo reagire, non possiamo fare. La stagione va ancora giocata, ci tengo moltissimo, ci sono ancora cose da fare. Un esempio clamoroso: l'Ajax, che era ultimissimo in classifica, in questo momento ha 24 punti in 15 partite ed è quinto come noi. Lasciamo perdere il PSV Eindhoven di Lozano, che è a punteggio pieno. Però vedete che si può anche riprendere una situazione, e adesso Mazzarri lo dovrà fare. Mazzarri sa come prendere le situazioni, almeno lo sapeva, come prendere le situazioni in corsa anche difficili e fare dei miracoli. Però per fare dei miracoli non puoi avere né velleità in questo momento di essere la migliore squadra del campionato, perché non lo sei, non lo hai dimostrato sul campo. Devi avere umiltà, devi saper fare le cose semplici, e devi comunicare ai giocatori che veramente è una questione di orgoglio, non si dice di vita o di morte calcistica, così. Però devo vedere tutto un altro tipo di atteggiamento in campo. E quando succedono cose di questo tipo, no? Perché se andate su Twitter tutti i muri di Twitter sono costellati dai confronti tra certe cose. Questo, per esempio, il rigore dato alla Juventus, il rigore non dato al Napoli, perché c'era questa cosa di Kvara con la trattenuta. Contemporaneamente, mentre si lamentano di questo, c'è chi si lamenta di quello dato a Lautaro. Ieri la manina sulla spalla, Lautaro fa finta proprio, cioè si butta proprio dopo aver preso, perché non è una trattenuta che tu praticamente, però interviene il VAR, mentre su quello là di Osimhen, dove c'è l'ancata oltre che il colpo sul piede, non interviene niente, perché ci hanno detto che non si poteva intervenire. Qua interviene. Questo non significa che l'Inter è aiutata dagli arbitri e senza gli arbitri, significa che non possiamo fare affidamento su queste cose qua, e dobbiamo trovare in noi stessi la forza perché se il Napoli sbaglia un gol con Kvara, e se il Napoli magari poteva
avere una possibilità di redenzione con un'altra situazione. Fammi togliere da qua perché sennò qua. La forza del Napoli di Spalletti era: non ci hanno dato questo, benissimo, abbiamo sbagliato quest'altro, benissimo, ne facciamo un altro, siamo tambureggianti, siamo martellanti finché l'avversario non si arrende, perché arriviamo da tutte le parti e prima o poi facciamo gol. È questo che ci sta mancando, oltre alle disattenzioni difensive eccetera eccetera. Quindi non ci possiamo affidare, però è vero come è vero che senza dare alibi a nessuno, ai giocatori, al mister e alla squadra, queste cose esistono e si lamentano tutti, per esempio anche Atalanta-Milan, no? Che poi l'Atalanta vince, cioè De Ketelare se ne sta andando in porta, Theo Hernandez decide di svenire, gli danno il fallo e si vede in tutte le partite, e quindi è veramente... non ne usciamo più. Io lo dico sempre, l'episodio singolo non ne usciamo più, perché ci sono episodi grigi, episodi al limite, e lì c'è sempre la valutazione dell'essere umano o degli esseri umani che stanno al VAR. Aspettiamo sempre di ascoltarli, perché adesso qualcosa ci fanno sentire, no? In sala VAR eccetera eccetera. Ci convince? No, però questo è il gioco a cui giochiamo, quindi dobbiamo essere più forti di, è l'unico modo per uscire da questa situazione, e abbiamo un'occasione importante di riprenderci e di fare morale, superando i gironi di Champions League in ambito internazionale. In ambito internazionale è tutto pulito? Assolutamente no, e lo sappiamo benissimo, però ci sono più telecamere, ci sono più occhi a guardarti, ci sono carriere in ballo, e rispetto al Braga tu sai che non stai affrontando il Real Madrid, che può avere più potere di rispetto al Braga, insomma non possiamo darci un alibi anche di questo. Attacchi tutte le istituzioni, non ti presenti alle presentazioni dei gironi, non hai una presenza rispettata e importante, e poi succede quello che succede. Vedi Leao contro Lozano, e addirittura la UEFA che celebra il rigore di Leao come grande intervento difensivo. No, perché poi se vai a scavare tutte le immagini restano, poi alcune spariscono, però l'importante è stare sul pezzo e vederle e conservarle nella nostra memoria. Senza fare memoria non si può avere futuro, quindi dobbiamo fare tesoro di quello che si è fatto in passato, di quello che si è fatto bene e di quello che non si è fatto bene, e quindi cercare di migliorare nel futuro, perché il Napoli deve stare lì. Il Napoli non può pensare di vincere tutti gli anni, sarebbe un illogico, però nemmeno accettare di essere a 14 punti dalla vetta da campioni d'Italia. Questo nemmeno è giusto, ed è umiliante per la squadra, è umiliante per i tifosi e non fa piacere. State tuned che analizzeremo tutto l'analizzabile, e sarà sfizioso vedere anche questi giochi di potere tra quelle che poi sono le due. Loro volevano un campionato di Serie A con questa sfida che è più affascinante rispetto a un Napoli che schiaccia tutto. È meglio per gli ascolti, anche se voi vi affacciate nella narrativa che viene dall'estero. Io su questo punto di vista che è un po' diverso. Una cosa è l'Inter, che sì, può sbloccarla con un rigorillo, però poi è schiacciasassi, dimostra di essere fortissima, insomma tiri in porta, grande possesso, grande fisicità, insomma si impone e merita di stare là. C'è un'altra squadra che invece non viene considerata tanto a livello di gioco, non è piacevole da commentare, e all'estero lo sanno e lo dicono, non hanno paura di dirlo. Quindi se poi va avanti questo dualismo e non c'è nemmeno il Milan che regge il passo, e rischia di essere noioso, e salvaguardiamo il brand, e alla fine il valore della Serie A scende sempre di più, credetemi. Da New York, Valerio Fludo è tutto. Lasciate i like finali, quelli di sgomento, non cerchiamo alibi, però non siamo nemmeno fessi. Lasciare di una vita che non